Il teatro. Io ho avuto la fortuna di ascoltare Cinigiu, Tiubakis in un luogo incredibile per l'ascolto, a Bruxelles. Ero andato per una ricerca sugli emigrati e mi capita in un salone franco, fiammingo, di ascoltare una commedia campidanese e sono rimasto stupefatto di come del silenzio e dell'ascolto e della visione di un dramma che mi sembrava incomunicabile perché in una lingua per loro assolutamente improponibile, e invece l'impasto linguistico e mimico e l'intensità affettiva con cui l'attore recitava ha fatto capire in grandissima parte il senso profondo di questa commedia. Tanto che commentavano in francese alla fine e volevano conoscere l'artista, ma commentavano dando giudizi. Evidentemente c'era stata proprio una decodificazione profonda di questa esperienza teatrale. Questo per dire di come il teatro è al di là di barriere e di come un teatro etnico possa essere molto significativo in una realtà anche non solo sarda. Chiamo Piero Marcialis, che è un intenditore critico ma anche un produttore di testi, quindi un conoscitore profondo del teatro, per parlare di Mario Medas e dei Medas e per dire qualcosa intorno a questo brano che noi potremmo vedere. Ascolterete tra poco Mario Medas. Mario Medas è uno dei 3 o 4 attori che in Sardegna fanno teatro anche stando zitti, cioè basta la sua presenza sul palcoscenico per creare un'atmosfera. E i Medas fanno teatro praticamente dagli inizi del secolo e sono già alla 3ª generazione che fa teatro etnico sardo. Parlerò dopo di teatro, dico solo 2 parole sul testo che ci presenterà adesso. Volevo sapere se Massimo è al suo posto. Massimo a posto. Sul testo che ci presenterà adesso Mario, è un testo il cui personaggio è un'idea di Antonio Garau, uno dei padri del teatro sardo, rielaborato da Enzo Parodo e dallo stesso Mario Medas, che ne hanno fatto un personaggio che praticamente si incarna ormai in Mario direttamente. Abbiamo ripreso insieme questo pezzo che adesso Mario vi presenta nell'ultimo lavoro che stiamo portando in giro per la Sardegna, che è Amistadi, dove Mario si presenta con una sua performance e fa appunto il pezzo che adesso vedrete. Pregherei di spegnere tutte le luci di sala. Tiubakis. Che ne fuoco, domo, che ne vita. Il fuoco è già spento. Pomimi puro, e starebbe da sola.
più parte di questo mondo. No! È giusto. Comenti Deus m'ha entregato s'anima quando s'abbrintavo in brente mamai aici torrada a mano suas. È giusto. Ma i moi mulleri mia Isabella e figlio mio. Zio Bacchis, sua moglie è già morta da tempo. Suo figlio è ben lontano, tanto che... Sì, atteso, m'è atteso. In Germania, a Cicai traballo. Isabella si via disperata, se di che devi avvertendo. Ma io non gli avevo più intendi. Sa terra non torna sul traballo che ci olidi. Non basta, poi campai. E io se andavo in terra leve e poi che andato a torrai. Chini si dannai. Mamma tua è morta. E papà tu? lo vede. Sì. De quando si c'è standato, senza dubbi. Sì. Che Dio si da giudici. Uno bravo picciocco. O proprio non direi. Non gli ha mai scritto. Ma che si dà? Sì, che ha scritto? Ha scritto una lettera lunga. Caro babbo, stigano da ancora ricida. Bacchis, come fa a sapere che le ha scritto se non l'ha ancora ricevuta? Vergogna, zio Bacchis, dire ancora bugie. Per si sbagliavo. Non permette, non dava ancora, preguntavo se aggradesse su caffè, Zio Bacchis, il tempo è scaduto. Sì, già va rubato, su caffè già è pronto, noi andasi tu forte, già va rubato. Dobbiamo andare. Canossi, senza su caffè, sapete signorina, non si ne può andare. Ecco, se ci carete, da come noi già è pronta, pidi, da tenere allogata, non ti miedo che si è segata, intendo dati. Queste ultime, le doci che tanti regalavo a Isabella, quando si usò in tristio, dei gasti e torno a B su tempo su chi ha passato con Isabella. Ma sull'uso che mi piace è stavire sa di sapremo di che da pubia canta. Sì, faccia pari. Ma se do conto ci aveva rubato. Ecco, fu un medicello dei stadi ed io fui torrendo del suo satto. Ecco che atteso vivo a Isabella con sa marica sanca bitendacqua. Appena che da pubia mi sa vozzo in avovotto un scirevru su tavai botta su colo varia che mi indesi bo più sattai e sarà sapu pensavo custotto dovremmo di faccio sa domanda bella fu pensando tutte queste cose quando mi dobbiò accanto lei sì faccio fare issa ma cristiano
con questo suono bello bello su. Ed è ora, dopo castiata, e sarà se io castiavo sappari, devo appubicare tutto questo coraggio che io da punavo adios. Appudimio, non si sce mai, è il tempo nostro su, non si può dire fai di russo, bastata si comprendiamo su proprio le sì, bastata uochiata, un fuetto e un flori, poi si conosce a pari. Poi è tutta un'altra cosa, i giovani si cogliano davanti dei sicogliai, ma non mi ho lo strollicai in meta, di moi in questa ciccaretta può sapere signoria che persona e bruffetto si detto ma noi, e lo su, ma no! Isabella, sei tornata? Galana, e arveschina giara, Io figlio, lentore, Isabella, in saderra brucia, sei lentamente, sei stupida, Permettetemi, purtroppo sono più commosso di voi, perché questo personaggio l'ho portato attraverso tutta la Sardegna e, come diceva il professor Bardino, l'abbiamo portato anche laddove la lingua sarda, ahimè, è un po' ostica. Però, nonostante questo, siamo riusciti a farci capire, perché noi sardi abbiamo tanta capacità, e sia attraverso la nostra lingua, che ha musicalità, e attraverso anche la nostra mimica di sardi. Ecco, questa è la nostra cultura. Grazie.